C'eravamo tanto amati. Il voto degli artigiani veneti che l'anno scorso alle elezioni politiche premiò a sorpresa il Movimento 5 Stelle e Beppe Grillo cambia rotta in vista delle prossime europee. A salire nel gradimento sono le persone. Il Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che trascina tra gli artigiani un lusinghiero 34% il Partito Democratico, e concentrando lo sguardo sulla regione il Presidente del Veneto, Luca Zaia. È quanto emerge da un sondaggio realizzato grazie a un'indagine telefonica e via web su un campione di 800 associati da Confartigianato del Veneto tra il 15 e il 24 aprile scorso. C'è una forte enfasi sulle persone, questo sì. Sia Matteo Renzi che Luca Zaia in questa fase godono di grande consenso personale e di riflesso anche l'azione amministrativa locale e regionale gode di un giudizio positivo. Fine dei legami tradizionali tra il mondo produttivo e i partiti di centrodestra e centro, Lega Nord in testa. Adesso la fiducia degli artigiani si rivolge a chi sembra in grado di ascoltarli e agire. È cambiata la filosofia. Un tempo le bandiere erano il portavoce di tutti, oggi le bandiere non sono più il portavoce, si guarda le persone. Il nostro mondo deve avere fiducia in qualcuno e crede a chi dà delle idee. E su Grillo, che rispetto allo scorso anno perde l'11% dei consensi secondo i dati del sondaggio. Grillo è un comico, continua a chiacchierare. Cosa ha fatto fino ad oggi? Devo dire che alcuni suoi parlamentari si sono avvicinati molto al nostro mondo e hanno cercato anche di portare delle modifiche sostanziali a delle leggi a nostro vantaggio, e questo va riconosciuto. Ma è lui il leader. 15 giorni di campagna elettorale fino al 25 maggio potranno cambiare questi numeri, precisano i curatori del sondaggio, che aggiungono: resta alto il partito dell'astensionismo. Un artigiano su 4 infatti dichiara oggi di non avere alcuna intenzione di andare a votare.